Allora, l'onorevole Gianni. Presidente, grazie. Colleghi, io senza polemica, Presidente Ardizzone, nella notte dell'approvazione della finanziaria si è verificata una stranezza che io pregherei lei e attraverso lei i suoi uffici per farmi sapere a quale norma lei si è riferito per fare quello che ha fatto. Lei ha prima tolto un emendamento dicendo che doveva inviarlo alla Commissione di merito e quell'emendamento era passato già dalla Commissione di merito che era il bilancio. Poi su richiesta chiarimento da parte mia lei lo ha reinserito e lo ha mandato in aula. Dopo averlo mandato in aula insieme ad altri 3 emendamenti, lei inopinatamente, a mio avviso, li ha dichiarati inammissibili dopo che erano stati distribuiti. Siccome io non so a quale norma si è riferito e capisco che il Presidente dell'Assemblea può fare tutto quello che gli pare, mi pare però un po' strano che lei, che è una persona molto puntuale, abbia fatto un'azione del genere. Con questa azione lei ha di fatto fatto perdere mesi di tempo per le cose che andavano fatte. Una di queste era il trasferimento dall'assessore all'energia dal Dipartimento della Protezione Civile delle risorse inerenti alla legge sull'amianto. Ora io mi chiedo, Presidente, quali sono le norme che lo hanno indotto a ritenere inammissibile dopo aver fatto dividere in aula gli emendamenti. Per quanto riguarda il commissario dello Stato, Presidente Crocetta, è inutile anche che noi ci rivolgiamo alla Corte Costituzionale. Le ricordo che già una volta un emendamento da me fatto, un articolo da me fatto, è stato impugnato dal commissario dello Stato, la Corte Costituzionale mi ha dato ragione, ma non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla. La Corte, sul problema dei dipendenti del Parco dei Nebrodi, la Corte Costituzionale ha dato ragione a un emendamento che avevo fatto io che riguardava la possibilità di richiedere una norma di chiarimento. Sì, impugnato dal commissario, pubblicato, impugnato. La Corte Costituzionale ha dichiarato che avevo ragione io. Ora, siccome il commissario dello Stato fa delle cose, io direi anche abbastanza strane, tipo per esempio l'impugnativa che riguarda i pensionati ex consorzio ASI, perché sarebbe bastato che il commissario dello Stato chiedesse dei chiarimenti anziché bocciarlo, perché se avesse fatto questo avrebbe certamente saputo e sarebbe venuto a conoscenza delle ordinanze emesse dai tribunali di Gela, Caltanissetta ed Enna, perché le pensioni non si toccano. Presidente, le pensioni sono tra l'altro pensioni che sono state fatte con il contributo dei lavoratori. Ora a me pare strano che il commissario dello Stato abbia impugnato alcuni articoli, abbia estrapolato una frase che è quella che faceva eccezione perché per quelli che avevano il godimento nei rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 91, l'ha estrapolato bocciando tutto, quindi mettendo in seria difficoltà anche il presente e il prossimo avvenire di tutti quei pensionati che nel tempo si sono dati da fare a pagare i contributi. Io le chiedo, Presidente dell'Assemblea, di farmi sapere se le è possibile, come è stato indotto a questo errore, il primo, quello di aver tolto l'emendamento che riguardava la possibilità di far pagare le risorse ai fruitori degli Ecomosei. Secondo, Presidente della Regione, io e il Presidente dell'Assemblea le chiedo un'attenzione su questo dato, perché questo potrebbe essere anche deleterio per il futuro dei pensionati delle ASI. Se fosse possibile, e qui mi rivolgo al Presidente dell'Assemblea, estrapolare questo articolo per chiedere al commissario di rivedere la sua posizione, che certamente è ancora una volta una posizione, voglio usare un termine delicato, equivoca. Grazie onorevole Gianni. Ha chiesto